Oltre ai risarcimenti, sta per partire una richiesta danni vera e propria da parte del nostro sindacato che a giorni presenteremo al governo. Le discoteche pronte a dare battaglia dopo essere rimaste fuori dall'ultimo decreto legge che introduce il Green Pass per diversi locali al chiuso. Al momento, dunque, queste attività rimangono ferme e all'orizzonte non c'è per ora una data della possibile riapertura. Gli avvocati del nostro sindacato si stanno adoperando in queste ore per formulare appunto una richiesta danni ben precisa, in quanto i ristori, va bene, sono doverosi e li attendiamo da tanto tempo. Venerandi ricorda come prima si fosse parlato di una ripresa delle discoteche il 1° luglio, data poi spostata al 10 dello stesso mese, e sottolinea ancora come il CTS avesse recepito il protocollo presentato proprio dal SILB che prevedeva l'accesso ai locali con Green Pass, tampone o dopo guarigione dal Covid. Alla fine è arrivata la doccia fredda di ieri. Chiaramente, come potete ben capire, è incomprensibile questo atteggiamento. È stato dato la possibilità a tante attività di esercitare con questo strumento Green Pass, che ripeto, siamo stati i primi a proporlo, oltre ad aversi anche messo a disposizione per poter diventare dei centri vaccinali, piuttosto che anche campagne pubblicitarie in favore appunto della vaccinazione. Sicuramente eravamo degli strumenti, e lo siamo ancora, degli strumenti molto importanti per stimolare i giovani a vaccinarsi. Questo forse il ministro Speranza non l'ha ancora capito. Il SILB non esclude nelle prossime settimane manifestazioni di piazza con qualche atto simbolico. Daremo, se va avanti così, le chiavi al signor Draghi e Speranza, e poi la gente la faranno divertire loro.